Buona giornata, buon lunedì, una nuova settimana che apriamo con i risultati, naturalmente con le nostre interviste, i nostri servizi relativi al weekend appena trascorso. Cominciamo e cominceremo ricordandovi naturalmente la nostra e vostra web tv www.venetoglobe.com. L'appuntamento è con le nostre interviste, i nostri servizi, i nostri reportage in modalità on demand. Per chi invece preferisce il digitale terrestre, canale 95 per il Veneto e Friuli Venezia Giulia, rispondenti a Caffè TV 24, l'emittente del Nord Italia. E allora andiamo a vedere quali sono state le principali notizie che vi vogliamo ricordare quest'oggi. La MotoGP, per iniziare, ha vinto Marquez davanti a Quartararo e Dovizioso. Valentino Rossi è purtroppo caduto. E allora il basket, perché lo avevamo detto in fase di presentazione la scorsa settimana, può succedere di tutto al Palaverde di Carità di Villorba, dove la TVB De Longhi ha ospitato e ospitava appunto la formazione campione d'Italia dell'Umana Reyer Venezia. E la TVB di Max Menetti è andata a vincere splendidamente per 90-79. Grande partita dei trevigiani che hanno voluto la vittoria proprio fino alla fine, fino alla sirena. Sentiamo il nostro servizio con Max Menetti. Sì, oggi oggettivamente bisogna fare i complimenti alla squadra, complimenti a un pubblico fantastico. Oggi si è creata veramente una di quelle notti, l'ho detto, serviva una notte indimenticabile, lo è stato per i contenuti tecnici che la squadra è riuscita a mettere in campo, l'energia, l'abnegazione, il cuore e anche tante cose fatte per bene. Siamo riusciti finalmente a mettere insieme un po' tutto quello che avevamo fatto in questo inizio di campionato, dove c'era sempre mancato un pezzettino e abbiamo avuto la voglia e l'energia di fare una grande partita tutti quanti insieme. Quindi è stata una partita molto importante per noi, 2 punti preziosissimi, molto pesanti, contro una grande squadra, una squadra che al di là di quello che si è visto di oggi, ma io credo che veramente oggi c'è stato tanto di Treviso, ecco, al di là non si tiene mai conto, no? Si guarda sempre uno in casa propria, ma soprattutto anche per il grande rispetto che io personalmente e tutti quanti noi abbiamo per la Reyer, per tutto il percorso che ha fatto, ma soprattutto anche per quello che farà, perché sono sicuro che sarà un'altra grande protagonista del campionato. Tutto questo ancora a maggior ragione, quindi veramente un grande applauso a tutti quanti, soprattutto ai miei ragazzi e anche al nostro grande pubblico. Grande pubblico, Max Menetti, ne parleremo in settimana ancora di questo strascico, appunto di questa bellissima vittoria, 90-79, la vittoria contro i campioni d'Italia da parte della TVB De Longhi Treviso. Adesso la Serie A per quanto riguarda il calcio, ci sono stati risultati un po' così eclatanti, da un 3-0 nel primo tempo per l'Atalanta all'Olimpico di Roma, al 3-3 finale con rischio addirittura di una sconfitta per la formazione di Gasperini che si è arrabbiato con i rigori concessi. Napoli batte Verona 2-0, Juventus batte Bologna 2-1, la Juve ancora in avanti naturalmente con l'Inter che va a vincere 3-4, meglio 4-3 sul campo del Sassuolo e da segnalare anche per quanto riguarda il Parma il 5-1 rifilato al Genoa. La Samp di Ranieri, esordio per lui, tra l'altro nel giorno del suo compleanno anche, pareggia 0-0 contro la Roma. Andiamo in Serie B dove le Venete hanno registrato e registrano questi risultati. A Cittadella Cosenza batte Cittadella 3-1, Juve Stabia batte Pordenone 4-2, Venezia batte Salernitana 1-0 gol di Boccalon, Chievo batte Ascoli 2-0. La Serie B femminile di calcio con la Permac Vittorio Veneto è ancora ferma, attende di riprendere il proprio campionato il 27 ottobre contro Perugia. Vi ricordo che la formazione è guidata dal tecnico Bortoluzzi. In Serie C questi risultati: a Ravenna Arzignano batte Ravenna 2-1 con gol della vittoria del coneglianese Cais. A San Benedetto del Tronto Virtus Verona batte San Benedettese 2-1. A Trieste al Nereo Rocco sorpresa perché il Padova cede per 2-0 e si blocca in pratica per quanto riguarda il suo primo tentativo di fuga e quindi viene bloccato il campionato che si rimette in gioco nuovamente. A Vicenza la Nerossi Vicenza batte Reggiana 1-0. Scendiamo con i campionati che più da vicino ci interessano. Il Montebelluna
pareggia 0-0, 1-1 contro il Feltre, sale a quota 6 e cerca di levarsi dalle zone pericolose della classifica. Andiamo in eccellenza, scusate. Andiamo in eccellenza, nel girone A Giorgione in testa dopo la vittoria con il Garda per 2-0, mentre nel girone B Portogruaro in testa dopo il pari contro il Montello, che ha pareggiato appunto a Volpago del Montello. Andiamo subito a sentire il tecnico del Portogruaro. Mister, qui a Volpago del Montello è uscito uno 0-0 che sicuramente insomma, non lo soddisferà sotto il profilo del risultato, però insomma, siete primi lo stesso perché gli altri hanno faticato più di voi. Un primo tempo non da ricordare. Abbiamo fatto fatica il primo tempo, come diceva lei, merito del Montello che ha trovato un'impostazione adeguata, hanno corso tanto e speso tanto. Secondo tempo, ma già nel corso del primo tempo abbiamo sistemato un po' le cose tatticamente perché avevamo qualche ritardo nelle uscite, soprattutto a sinistra, e abbiamo trovato la quadratura e siamo riusciti a trovare anche gli sbocchi per arrivare in area con più importanza e pericolosità. Infatti secondo tempo sinceramente li abbiamo messi là e hanno fatto una partita di ripartenze, di contenimento. Non è arrivato il gol, peccato perché ne abbiamo avuto abbastanza occasioni anche da palle inattive. Peccato però 0-0, come ha detto lei siamo primi, quindi il ricordo di questo campo come un buon campo per noi va sempre bene, sì. Senta, mister, lo ha detto lei nel 42esimo minuto quando ha sostituito Scrocaro, io in telecronaca dicevo ma non lo so se sta male, poi l'ho visto uscire piuttosto arrabbiato, era una mossa tattica. No, in realtà Piero aveva un affaticamento e mi aveva chiesto la sostituzione già qualche minuto prima, a tempo di far scaldare. Esatto, ma non è stata una scelta tattica, anche se in realtà dopo con l'ingresso appunto del sostituto ecco, ci siamo sistemati, ma ripeto già prima avevamo trovato la quadratura spostando Costa a destra dalla parte di Biondo. Marchetti ha detto che quando loro poi si sono messi a giocare nel secondo tempo e quando hanno fatto pesare la loro fisicità è lì, non ne abbiamo più vista. Sì, diciamo che siamo una squadra che sa giocare, ha qualità da vendere, dobbiamo lavorare un po' su alcuni aspetti, ma siamo all'8ª giornata, quindi c'è il tempo ancora e visto che siamo là davanti vanno dati anche i meriti a questi giocatori. Insomma. Senta, Portogruaro, Porto Mansuè e San Donà è lì? Diciamo che anche al principio del campionato, perlomeno in fase di mercato, erano queste le ipotetiche 3, sono lì e quindi è tutto confermato, però è ancora lunga e ci sono altre due squadrette che verranno fuori alla lunga, magari non so se impensieriranno la zona alta, però essendo un campionato equilibrato e non essendoci una corsa a 2 come l'anno scorso in promozione tra noi e il Montello, magari qualche sorpresa può uscire. Portogruaro quindi in testa alla classifica dopo il pareggio di ieri contro il Montello. Istrana e Robeganese pareggiano 1-1, Liventina batte Union QDP 2-1, Real Martellago batte Eclisse e Careni Pievigina 2-1, a San Donà e Noale pareggiano per 0-0, Spinea, sorpresa assoluta della giornata, batte Porto Mansuè 2-1, Union San Giorgio batte Union Pro 2-0 ed infine Vittorio Veneto batte Lia Piave 5-4, come ci ricordava in settimana il collega Flavio Cipriani, il Vittorio non vinceva in casa propria contro il Lia Piave dal 1993. Promozione girone D con l'Opitergina che continua la sua marcia davanti a tutti, 2-0 rifilato anche al Conegliano, mentre il Cavarzano non è riuscito a bloccare il Treviso di Gianfranco Bellotto che è passato per 2-0. Adesso passiamo al basket con lo stop per il Ponzano, la A2 femminile, turno di riposo nel campionato, si ritornerà il 26 ottobre in casa contro le Lupe del San Martino Lupari. In Serie B maschile invece la Ruker Sanve centra il pokerissimo, sono 5 le vittorie consecutive della formazione di Marco Mian, vincendo a Mestre contro l'ex Volpato per 72-66.
Anche il campionato di A1 femminile per quanto riguarda il volley ha visto ancora una volta l'Imoco Volley Conegliano vincere bene, vincere per 3-0 contro Filottrano a Iesi. Nella A3 di pallavolo maschile invece è iniziato il campionato di Motta di Livenza, l'HRK, in trasferta a Torino, prima vittoria ed è la prima vittoria storica in Serie A per la formazione di Motta di Livenza. La prima in casa sabato prossimo, 27 ottobre, contro Bolzano. Prima vittoria anche della Serie C Spes Team per quanto riguarda la formazione coneglianese, in trasferta a Santo Domenico di Savio, risultato di 3-1. Andiamo a parlare di rugby perché sono ritornati gli azzurri. Per quanto riguarda il rugby Benetton si è lavorato per tutta la settimana scorsa sugli errori di Swansea e naturalmente adesso ci si prepara ad ospitare i sudafricani dei Kings che alle 16 del 26 ottobre di sabato prossimo affronteranno appunto il Benetton. Noi siamo andati a sentire in un'occasione un po' particolare l'inaugurazione, i festeggiamenti intanto del 25esimo anno di attività del ristorante albergo Ca del Poggio della famiglia Stocco e in più l'apertura di 2 colonnine dell'elettrico agganciate appunto al parcheggio, diciamo così, nel parcheggio dell'hotel Ca del Poggio. Per quanto riguarda gli sportivi che erano a fianco alla famiglia Stocco e al presidente Busolin, c'erano 2 giocatrici dell'Imoco Volley Conegliano, 2 corridori, Vendrame e Sciassa Modolo, e poi 3 giocatori del Benetton. Noi ne abbiamo sentito uno, Sniman, eccolo qui. La stagione è partita un po' a rilento per noi quest'anno, ma succede, ovviamente anche le assenze sono fatte sentire. È chiaro che per me la settimana prossima sarà una partita particolare perché il club che andremo ad affrontare è un club sudafricano. Le 2 franchigie hanno iniziato il campionato in maniera diversa perché i Cheetahs hanno cominciato veramente con un piede forte, con una grossa spinta, e i Kings sono comunque una buona squadra e quindi per noi sarà una sfida importante e per me in particolare quest'anno a Treviso è iniziato molto bene, è una bella città, le persone sono molto accoglienti, quindi speriamo bene per la prossima settimana. Questo è il sudafricano Sniman e a proposito di rugby, mondiali, in Giappone ha visto il Sudafrica battere la compagine di casa per 26-3, ma è stata una bellissima gara. Galles batte Francia 20-19, gli All Blacks battono l'Irlanda per 46-14, Inghilterra batte Australia 40-16. Domenica prossima le semifinali Sudafrica, Galles e Nuova Zelanda, Inghilterra. Con questa notizia termina il nostro appuntamento dedicato al mondo dello sport di venetoglobe.com e di Caffè TV24 ogni sera 19:40, 19:45 circa sul canale 95 di Caffè TV24 per quanto riguarda il Nord Italia. A tutti voi buona giornata.